You come here, ass fuck. Quelli che lavorano da Troni, Media World, tutte queste grandi catene sono il male assoluto, ragazzi, perché a me mi vendono tutto. No, incredibile, perché sanno che sono sensibile alla tecnologia. Io ho 3 GoPro. Ma che cazzo ci devo fare con 3 GoPro? Perché io guardo questi video su internet, no? Gente che si tuffa col paracadute, il surf, il parapendio. Io guardo questi video e dico, se mi compro la GoPro pure io no? Sono un po' figo. Invece niente, ma compro, sto a casa, ho questi video in salotto che dico, ammazza il grandangolo, e poi la poso e aspetta il modello nuovo. Tra l'altro non so se avete notato, fanno le telecamere sempre più piccole e i televisori sempre più grandi. Avete visto? Le telecamere sono sempre più piccole e i televisori sempre... Pensa se era il contrario. Che dicevo, guarda il filmetto del matrimonio. Ah, ma... ma per farlo un bucio de culo, ti ricordi? E ogni volta... No, non fate applausi, non fate applausi, siamo qua fino a domani, no. Ma raga, a una certa dobbiamo andare a casa. Io entro da sti negozi, entro sempre per comprarmi le batterie del telecomando, esco sempre con televisore al plasma, perché mi fregano, o capiscono subito. Sai che entri là dentro, provi a aspirare, io provo tutto, mi metto le cuffie, ascolto in stereo, alzo il volume, dico, ammazza, si sente bene, ma che cazzo, tutti si sentono bene. Perché mi vendono tutto? Perché quando entro io non vedono Francesco, vedono un pollo che si aggira nei negozi. E tutti fanno no, fermo, questo me lo pio io. No, voglio io, lo prendo io, non ti preoccupare. Mi dica, posso esserle utile? Ah, buon uomo. Già si capisce che sono un coglione. Buon uomo, stavo cercando le batterie di questo telecomando. Ma quel telecomando è vecchio, amico mio. Mamma mia, guarda. Ma me l'ha venduto lei la scorsa settimana. Mi ha detto che era l'ultimo modello. Lei appunto, preistoria, medioevo. Ma guarda, lei è fortunato perché oggi abbiamo un'offerta dedicata solo alle persone intelligenti. Lei è intelligenti? Lo vedi quel Samsung? Quello mi dà tutte caratteristiche assurde che servono a cazzo. Quello c'ha tutti i canali. Tutti. Già ho deciso che lo pio. Già ho deciso che me lo compro, però non gliela voglio da dire, quindi faccio, e quanto costa? Ma lui capisce, e lui fa, quello 500 euro. Tutti. Pure la storia. Lo compro. Ma ti posso dare un consiglio? Mi dà del tu. Scusa. Le posso dare un consiglio? Sì, la prego, mi dia qualsiasi consiglio. Ma una volta che devi spendere 500 euro per quel Samsung, ci metti sopra 4.500 euro e te compri l'ultimo della Sony. Fa pure il pane. Storia vera. È la mia passione per la tecnologia, non so usare, non ci capisco un cazzo. Non so se avete mai fatto questa esperienza, ricevere un messaggio vocale più lungo di 30 secondi e dopo un po' te scordi che è un messaggio vocale e rispondi a voce al messaggio vocale. Mi è mai successa sta cosa? È terribile. Cioè, aspetta, mi fai parlare? Scusa, no, stai parlando solo tu. Aspetta un attimo, e mo' mi ha rotto il cazzo. Ma che te sei offesa? Non parli più? Poi tutti i messaggi vocali lunghi iniziano sempre con la stessa frase. Scusa per il messaggio vocale. Allora lo sai che sei stronzo.
Che vuol dire? Guarda, io non posso perdere il mio tempo, quindi perdo il tuo. Che è come se io vengo a casa tua e ti chiedo, scusa, dove sta il bagno? Guarda, in fondo a destra, ma è lontano. Scusa se ti cago sul divano. Internet è macello, non si capisce il cazzo. Ogni volta che cerco, ho comprato il telefonino, il nuovo smartphone, volevo sapere come si fa uno screenshot. Non ti dicono mai, si fa così lo screenshot. Clicca qui sui tuoi no, ti devono fare la storia dello screenshot. Sti tutorial sono incredibili. Ti devono dire, oggi come oggi, se non sai fare uno screenshot, sei un coglione. Quante volte hai pensato come fare? Mi dici come si fa? Se vuoi sapere come si fa uno screenshot, clicca qui. Ti porta un'altra pagina. La parola screenshot è una parola composta dalla parola screen, che vuol dire schermo, e la parola shot, che vuol dire scatto. Se vuoi sapere come si fa uno scatto allo schermo, clicca qui. Gli antichi egizi